Amici di Generazione No Stop, ultima diretta di questa serie quarantena. Eccoci a progetti per l'estate. Vediamo quali sarebbero stati i progetti per l'estate di Salvo Loguasto, amico e collega. Ciao Salvo. Diciamo più amico che collega. Ciao Omar, salve a tutti. Più amico, collega, diciamo. No, Come? Ormai sei il mio collega, braccio destro, sinistro, tutte e due, così. io direi compagno di merende, cioè, di scaticchiate. Bene, allora, Salvo Loguasto. Allora, Dimmi tutto, Omar. partiamo di quando ancora non avevi la barba. Sì, aspetta, che faccio i complimenti per la serie di programmi che hai fatto la sera, quando hai intervistato diversi personaggi siciliani. Grazie mille. Bravo. Grazie. Dimmi tutto. Allora, dopo questi complimenti, vogliamo parlare di Salvo Loguasto quando ancora non aveva la barba e no, i capelli sempre quelli, diciamo. E Guarda, dico, come? ho cambiato shampoo sempre a sortire degli effetti positivi, vedremo. Hai cambiato shampoo, ottimo, Ho ottimo. suggerito di cambiarlo, quindi Ok, allora, avevi una radio. avevo la barba prima, no, non l'avevo la barba prima. In periodo di quarantena la barba è cresciuta. Non cambiare argomento. C'era Esatto. ai tempi a San Giovanni Gemini c'era Radio Musica In. Sì, è vero. Ecco, c'era Radio Musica In e ci siamo conosciuti lì perché tu eri il direttore della radio, il proprietario, il direttore della radio e io uno che è così, uno dei tanti che faceva il programma in radio. Mi ricordo di te quando sei venuto la prima volta, avevi quei bei 16 anni. Avevo i capelli lunghi, molto lunghi. Senza barba, era un pischello così, diciamo, che arrivava dal nord e io, diciamo, visto che il tuo linguaggio così raffinato, ti ho preso molto volentieri come conduttore di programmi di un certo livello. La ringrazio, direttore. Bene, Salvo ha avuto questa lunghissima parentesi, ha fatto la storia della radio perché ai tempi c'erano poche radio ecclesiali, quindi diciamo che Radio Musica In era considerata come la numero uno della zona, era molto frequentata, tra l'altro i migliori speaker alla fine andavano là, cioè comunque sia eri bravo a riuscire ad accalappiarti i migliori speaker e questo quindi. Sì, diciamo che era un buon manager, uno scopritore di talenti. In realtà molti ancora sono in piazza, diciamo, sulla piazza, fanno programmi, musica e quant'altro, vedi anche tu, diciamo. Infatti, è vero, è vero. Molti si sono anche sposati all'interno della radio, insomma, dico, è un bell'ambiente, dai. Hai creato un po' un mondo tu. Sì, un po' di tutto, c'era un po'. Beh, bei periodi, diciamo che abbiamo vissuto, diciamo, alla grande, tanto erano gli anni '80, quindi il periodo del benessere, nelle grandi novità e tutto era davvero, è stato un bel periodo. Poi facevamo un po' da padroni, quindi tra DJ, serate, pass per entrare in discoteca, dirette, era un po' tutto un mondo. Intervista a grandi personaggi dello spettacolo, grandi DJ che venivano qui ai tempi della discoteca Orion, non so se la ricordi. Cambo ancora prima. Campo, no, prima. Vale. Mi ricordo il periodo del Mocampo perché ebbe diciamo, ad esibirsi il grande flautista Severino Gazzellone. Mi ricordo una scena, avevo un amico a fianco, Severino Gazzellone, grande flautista, flauto traverso, e l'amico mio dormiva. C'è una scena indimenticabile veramente. Ah, ok. C'era l'amico dormiente. Sì, Ma dopo
Poi, insomma, anni dopo ci siamo così incontrati, rincontrati, insomma, e abbiamo così cominciato a frequentarci, ad uscire, tutto il resto. Abbiamo detto perché non fare dei video per vari paesi, per scoprire il turismo, per riscoprire, per promuoverlo, per fare in modo che, insomma, che le persone vadino in vacanza, restino in Sicilia. E quindi abbiamo iniziato a promuovere con tanti video. Sì, sì. Diciamo che è il nostro pallino, quello della promozione del nostro territorio, che alcuni, come quello che si è letto, si è visto in televisione, anche sui giornali, eccetera, che denigrano, noi invece lo esaltiamo. E per questo abbiamo deciso qualche tempo fa di promuoverlo facendo appunto questi video in giro per la Sicilia. Ci siamo fermati attualmente, però riprenderemo, sarà quello uno dei nostri programmi, delle cose che faremo quest'estate. Se tutto andrà bene, riprenderemo alla grande. Infatti, tornando alla quarantena, momentaneamente abbiamo fatto delle dirette con te, dove abbiamo parlato di Canicattì, Favara, Camarate Giovanni, di Sutera, Caltanissetta, Mussomeli, Raffadali, poi siamo stati in un parco avventura Iopolo Giancaxio e Villaggio Mosè. Quindi questi sono stati un po' i video, oltre tante altre cose che abbiamo fatto. Quindi poi abbiamo dedicato le dirette, ecco, a questi paesi. Dopodiché c'è stato quindi questa intervista anche in conclusione, l'apoteosi di questo periodo che si è concluso anche con tantissime interviste. Una seconda fase è stata che sono andato a incontrare tantissime persone a casa direttamente, tantissimi artisti siciliani, io li chiamo i VIP siciliani, ce l'ho scritto qua, sto leggendo, tra cui appunto Marco Manera, che ringrazio tantissimo, come naturalmente tutti, Biagio De Martino, Alessandro Grasso, quindi Marco Manera è un comico di Insieme, Biagio De Martino, velocemente cercherò di dirli, della Dema Show, un programma televisivo molto in voga, Alessandro Grasso, un insegnante di danza caraibica di Catania, Gianluca Giglio, un barman, quindi abbiamo parlato un po' di tante cose. La vedo sorridere. No, hai nominato Grasso, il nostro istruttore di balli latinoamericani. Ah, è vero. Tra l'altro dico, è stato tutto nostro istruttore, sì, insegnante. Poi Nicolas Esposto, un bravissimo ballerino, Pietro Infantino, allenatore, ha allenato tantissime squadre, è ricercatissimo come allenatore, Lillo Puccio, cantautore e scultore, bravissimo, Stefano Cairone, un noto cabarettista che ultimamente è stato presente in tantissimi programmi televisivi, Mediaset, Tim Tarantino, DJ e producer della zona del Palermitano e anche Cepalù. Volevi dire qualcosa? No, ho detto Stefano Cairone che faceva anche il programma la radio, infatti, sì. Poi Rosy Abruzzo, conduttrice, presentatrice, giornalista, molto molto in voga in tutta la Sicilia perché conduce programmi televisivi. Insomma, abbiamo avuto ospiti veramente interessanti. Gio Corbo DJ, in cui vuoi intervenire anche. Un grande DJ, lo è stato in illo tempore e continua ad esserlo. È un DJ senza tempo. Poi Alexander, il vocalist di Catania, complimenti anche lui che ha fatto un sacco di serate a Catania, lavora molto bene. Adriano Varisano, che tra l'altro, facciamo una parentesi, ha superato tutti per visualizzazioni di queste interviste, quindi Adriano Varisano ha assolutamente abbattuto tutti perché ha cominciato a condividere, a spammare l'intervista in modo incredibile, quindi facciamo complimenti e ringraziamo. Come, scusa? Bravissimo, dico. Ancora Veronica Orazzi, una ballerina acrobatica, speaker di Radio 102 nel Trapanese, anche lei ha girato il mondo e ci ha raccontato, quindi sono video che potete andare a rivedere. Ancora Salvo B, un noto DJ qua della zona, di Canicattì, ma comunque sia gira un po' tutta la Sicilia. Ciao Salvo.
Ancora Jerry di Piazza, abbiamo intervistato anche un imprenditore, quindi Jerry di Piazza della Brico Market, di fai da te a 5 punti vendita, quindi anche lì insomma abbiamo spaziato un po' in tanti settori per parlare appunto anche di questa quarantena. Jenny D, che ha fatto tantissime produzioni che abbiamo visto con Raffaella Carrà, tantissimi altri, Network. Poi abbiamo avuto Salvatore Giardina, che salutiamo, famosissimo per La Passione di Cristo, grandissimo attore, organizzatore, perché fa questo evento in modo veramente eccelso. Si dice così, Salvo, giusto dico bene, lei che è dotto, lei è dotto, no? Va bene. Dottino. E quindi in conclusione siamo qui con Salvo Loguasto. Cioè questa è la chiosa, diciamo, di tutto questo tuo excursus che hai fatto. Che Bravo. il primo giorno è stato, ha detto ora mi faccio crescere la barba, la prima diretta. Ok, hai detto ora mi faccio crescere la barba, questa quarantena voglio vedere come sto. L'avevi mai fatta crescere in vita tua? Sì, una volta quando, vabbè, molti anni fa, diciamo, ecco, qualche anno fa. E com'è andata la cosa? Poi non è piaciuta, l'hai tolta? Come? Non è piaciuta e l'hai tolta? Perché? Che è successo? No, l'ho tenuta un anno, l'ho tenuta circa, e poi l'ho tolta. Va bene. No, adesso diciamo così, per indolenza più che altro, anche per compensare i capelli che cadono, così almeno qualche capello che vedo, c'è pelo, insomma, così, non sa. Avevo pensato in realtà di tagliarla in diretta, però diciamo impiegherebbe, ci vorrebbero strumenti, ci vorrebbe il mio parrucchiere di fiducia che magari la tagliasse. Allora, siccome l'avevamo promesso all'inizio delle dirette e tu non hai, perché non avendo mai, diciamo, avuto barba, quindi non hai gli attrezzi che servono, il rasoio, insomma, tutto quello che serve per tagliarla, vediamo se riusciamo, magari fai un video dal barbiere, poi facciamo una diretta che tu ti stai tagliando la barba. Facciamo magari un tutorial come il nostro parrucchiere di fiducia taglia la barba. Ok, ottimo. È una cosa carina, diciamo, un tutorial. Lo faccio io da me, il fai da te. Considera che ho una discografia immensa con vinili degli anni 70, cioè pezzi introvabili, bellissimi. Sì, perché in radio c'era questa parete piena di dischi, ricordo benissimo. Sì. Tutti chiamati gli famosi LP, long playing, 33 giri, poi 45 giri ne avrò circa 4.000. Insomma. E poi ci fu l'avvento del CD e quindi molte queste si ebbero a perdere. Rimasero solo i 33 giri solo per i DJ che utilizzavano ancora. Però poi... Ricordo ancora quando mettevamo la pubblicità nelle cassettine una per uno, è finita la pubblicità, ok, subito play, è finita la pubblicità, ok, indietro, era il panico quando c'era la pubblicità, tempi bellissimi. Poi c'era la regia automatica che adesso è fatta con i computer, ma inizialmente noi la facevamo con un lettore multicassette che aveva 10 cassettine, quelle musicassette con C90 o C120, insomma, e avevamo tipo 10 ore, 15 ore di autonomia. Poi Radio Musica In è stata sempre la numero uno. E poi comprammo la regia automatica, considera che funzionava non con Windows, funzionava con DOS, quindi aveva una memoria di circa 8 ore e dove eravamo, diciamo, siamo stati i precursori della regia automatica. Infatti ricordo che già con la tastiera comandavamo la radio all'inizio quando è uscita. Allora Salvo, ti saluto e ci vediamo al più presto, finendo appunto questa quarantena tra pochi giorni, speriamo. E speriamo bene. Dimmi scusa. No, dico, non appena sarà possibile vediamo di incontrarci, perché so che a casa hai fatto dei lavori di abbellimenti, cose, quindi
Il mio giardino sarà un locale quest'estate. Ci muniremo di mascherine, guanti, tutte cose, ma il piacere di vedere il tuo lavoro sarà una cosa bella da fare, diciamo. A mucchina, al posto della birra, a mucchina. Ciao Salvo, grazie. Ciao, un abbraccio, salve a tutti. Ciao.